Seconda parte del Sindaco risponde, rieccoci in studio, ospite questa sera il sindaco di Padova Sergio Giordani. Nella prima parte di questa trasmissione siamo tornati sulla triste vicenda di Giulia Cecchettin, che però in qualche modo ha dato vita a una mobilitazione veramente incredibile che speriamo possa contribuire a cambiare le cose anche nel nostro paese. Adesso, come detto, sindaco, ci occupiamo di tram perché dicevamo sono partiti i lavori in diverse zone della città. Ci sono stati dei cantieri nei giorni scorsi, per la verità ci sono ancora adesso anche in Corso Milano, e proprio qui alcuni commercianti si sono un po' lamentati. Allora vediamo il servizio che abbiamo preparato e dopo lo commentiamo. Operai al lavoro in Corso Milano all'angolo con Via Dante e Via Verdi. Qui in pieno centro si sta lavorando sui sottoservizi, uno dei tanti interventi necessari e propedeutici al passaggio della nuova linea del tram che collegherà Rubano a Vigonza. Ma il cantiere, che durerà almeno fino al 15 gennaio, si sta rivelando particolarmente impattante per le attività commerciali che insistono sulla zona, tanto più in un momento come questo, a ridosso del Natale. Siamo assolutamente consapevoli del fatto che i lavori devono essere eseguiti, però ci vuole anche un po' di ratio, nel senso che vedete che non si può neanche più camminare nei marciapiedi, quindi ci sono delle attività commerciali fondamentalmente che non hanno più passaggio. Ecco, questo preoccupa in maniera abbastanza considerevole, perché voglio ricordare che le attività commerciali, le attività di impresa hanno dei costi fissi. C'è da pagare la Tari, l'IMU, l'INPS, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi io credo che bisognerebbe davvero pianificare e poi accordarsi con le imprese affinché lasciino davvero sempre dei corridoi di passaggio. All'inizio parlavano solo delle corsie, invece hanno cominciato a usufruire anche del marciapiede e quindi il passaggio delle persone è un po' limitato. Effettivamente novembre e dicembre è un periodo che in teoria si dovrebbe lavorare un po' di più, invece basta che si veda fuori, è un po' un disagio enorme. Ovviamente se sono necessari li facciano, però mi sembra un po' anche tanto lunghi, voglio dire, è una cosa che andrà avanti non qualche giorno, qualche mese, qualche anno sicuramente. Però ovviamente le spese corrono e speriamo di affrontarle con il sorriso al meglio possibile, proprio per accogliere i clienti che vengono in città. Sicuramente non sono d'aiuto per il passaggio e per la visibilità. Speriamo che siano il più veloci possibili, sicuramente è un disagio, anche perché arrivano proprio alle soglie della porta. Cosa si sente di dire a questi commercianti, sindaco? Li capisco, perché facevo il commerciante e lo farò, spero. Allora, noi abbiamo dei tempi e questa è una fase drammatica che entro il 2026 deve essere ultimati i lavori e poi collaudo i primi mesi del 2027. Non possiamo perdere tempo. Chiaramente va rispettato sia la viabilità pedonale, la ciclabile, la carabile, e stiamo cercando di trovare delle soluzioni per migliorare. Allora, uno sarà sicuramente, stiamo acquistando pannelli segnaletrici variabili, in cui si informa specialmente l'automobilista di attenzione, questa strada verrà chiusa, passa dall'altra parte. Con la collaborazione della polizia locale e chi fa i lavori, cerchiamo di mantenere un dialogo. Chiaramente questo è un aiuto, il secondo aiuto è fare tratti brevi, cercare di non impattare assolutamente per quanto riguarda le abilità, però vi ricordo che il problema della viabilità del traffico c'è anche quando non c'è, ovviamente quando non c'è i lavori del tram, perché nel tempo mi ricordo che leggevo i giornali quel periodo, sono normale, per cui c'era il famoso grande raccordo, non è stato fatto, motivi ambientali, non eravamo d'accordo, mille motivi. E penso che stiamo pagando questo, perché il traffico è esagerato anche in centro. Abbiamo quasi 100.000 persone che si muovono tra entrare e uscire da Padova, per cui un traffico notevole. Io mi ricordo quando portavo a scuola i miei figli, abitavo a Rubano, dovevo partire 45 minuti prima per arrivare a Padova, non è che si è cambiato tanto la cosa. Però cerchiamo, con l'aiuto della polizia locale, per l'aiuto dei nostri tecnici, l'aiuto di chi fa i sottoservizi,
cercare di mantenere il più possibile il traffico fluido. È un periodo difficile questo, perché è un periodo natalizio, per cui abbiamo rispetto, vi garantisco, di queste cose. Stiamo facendo anche questi giorni una riunione per trovare altri sistemi per evitare che succedano episodi incresciosi sotto l'aspetto della mobilità. Vi ricordo che abbiamo fatto una cosa abbastanza interessante che sta avendo un grosso successo. Abbiamo fatto un abbonamento natalizio a 10 euro, giusto? A 10 euro, in modo tale che tutti possono usare i mezzi pubblici, vuol dire tram, vuol dire auto. Questo è un grosso vantaggio, ha due motivi. Primo, riprendere a usare il mezzo pubblico, perché col Covid è stato un po' abbandonato, per cui ricordarci che c'è anche questo sistema. Secondo, vuol dire anche arrivare in centro tranquillamente senza problemi di ZTL, senza problemi di multe, non c'è quel parcheggio, per cui usiamo anche il mezzo pubblico, ma tutti quanti noi. Perché noi diciamo, c'è traffico, se ognuno di noi trova un sistema, o con mobilità dolce, bicicletta, a piedi, tram, autobus, forse diamo una mano. D'altronde, come facciamo a non fare il tram entro questo periodo? Si rischia di perdere i soldi, è cosa che per me non è concepibile. Io capisco problemi commercianti, però entro il 2026 il nostro cronoprogramma sta andando perfettamente, anzi abbiamo dato all'appalto del, se avete letto, SIR2 della terza linea, 15 giorni prima, per cui siamo a giorni, no a mesi, siamo a giorni, per cui è delicatissimo questo problema, e dico, i taxi nostri, APS, stanno lavorando tutti con coscienza, bene, qualche disagio c'è, 18 km più 8, 26 km tagliare città, chiaramente qualche disagio ci sarà sicuramente. Sindaco, sul fronte del trasporto pubblico, come sono i rapporti con Bus Italia? Gliel'ho detto anche l'ultima volta, io comincio a vedere qualche segnale di qualche raggio di sole, non è facile, però il trasporto è centrale, è obbligatorio, è vitale, non c'è soluzione. Molti mi dicono manda via Bus Italia, fa questo, fa l'altro, ragazzi, è molto complicata la faccenda. Se uno dice questo non funziona, a parte sono migliorati tantissimo, ho fatto fare, però c'è anche un discorso di come viene visto spesso e volentieri dai media, nel senso, lo spiego in maniera chiara anche se non dovrei. Allora, loro per policy aziendale, imposto dalle Ferrovie dello Stato, come logica, non sto dicendo giusto o sbagliato, non rispondono mai, nel senso non spiegano il perché. Per cui mi tocca fare qualche volta, faccio io il difensore loro. Ma scusi, non lo spiegano neanche a lei il perché? No, io so, certamente che lo spiegano a me, ma non pubblicamente. Se lei dice una mattina, oh, questa cosa non funziona, è arrivata in ritardo, nessuno dice non è vero, è stato successo questo. Nessuno loro non ribattono, perché il policy aziendale è nella logica delle Ferrovie dello Stato. Allora, spesso e volentieri sono cose solo negative e non positive. Però ha fatto anche cose positive e non è vero che tutte le corse sono in ritardo. Ho preteso dalla settimana scorsa che ogni giorno io ricevo la mail di quante corse sono state sospese, o arrivate in ritardo o che non sono andate a buon fine. E i numeri come sono? Bassissimi, bassissimi, e ho tutte quante giorno per giorno, per cui quando qualche amico o collega sindaco dice no, è arrivato, non funziona, quando e come, e ho tutto il report, per cui non stiamo a esagerare, voglio difendere loro, però bisogna cercare di capire che è un momento difficile, bisogna aiutarli, perché alla fine è facilissimo prendere decisioni, mandiamo via questo, mandiamo via, però alla fine il trasporto deve funzionare, il ragazzo deve andare a scuola, chi deve lavorare, deve andare a lavoro, per cui dobbiamo risolvere questo problema. Io vedo che c'è un po' di positività, sta cambiando la cosa, mi auguro e spero, è una cosa delicatissima, lo dico con uno dei motivi che ho fatto Presidente della provincia, che è un onore per carità, ma è per cercare di risolvere il traffico, il trasporto locale, che per me è importantissimo, e siccome provincia e comune, assieme a PS, parlavamo a Bus Italia, ragione su questo, per me è vitale, andare fuori da questo problema, è molto molto importante, bisogna risolverlo. So che lei cerca sempre il dialogo, ma le chiedo, Sindaco, è mai stato costretto ad alzare un po' la voce con Bus Italia? Sì, come no? Ma io dentro il mio ufficio alzo la voce, litigo, però apparentemente fuori
tutto va bene, ma con tutti questo litigo con questo, litigo nel senso buono del termine, è un litigo mai, non è miniatura, ma alzo la voce con tante persone, però tante però perché fa parte del mio carattere, trovo sempre la sistemazione, l'accordo importante. Litigare si fa il danno della comunità, litigare pubblicamente. All'interno si può litigare, si può discutere. È una grande squadra per cui va tenuta il cocco di assessori sia in provincia che per quanto riguarda il comune. Sono una cosa preziosa, i miei funzionari, i miei collaboratori sono una cosa preziosa, ma non per me, per la città e per la provincia. Si è mai chiesto, Sindaco, in questo periodo, ormai in questi anni, da quando avete cominciato a ragionare sul tram, su questo sistema smart che di fatto rivoluzionerà il trasporto pubblico padovano, cosa dovesse succedere se magari non entrerà così tanto nella mentalità dei padovani, se alla fine il tram sarà mezzo vuoto, se continueranno a entrare auto a Padova? Se le hai mai fatte queste domande, Sindaco? Certamente. No, questa posizione non è posizione politica. All'inizio, appena letto, è che fosse tanto certo e sicuro, per cui ho studiato, ho parlato moltissimo con i miei e alla fine sono convinto che questa sia la situazione perfetta. Perché sono due sistemi di trasporto di massa, c'è il tram classico, tipo Milano, c'è questo, non ce ne sono altri. Sì, c'è il filobus elettrico, ma anche noi, arriveranno anche noi, per cui non cambia. Perché il trasporto persone ora si sviluppa solo così, non ci sono altri sistemi, per niente Ministero autorizzato, se no non l'avrebbe mai autorizzato. Vi ricordo che ha finanziato il Ministero quasi 500 milioni di euro. È stato una delle poche città che ha investito in questo senso. Anzi, il Ministero ci ha fatto i complimenti e ha detto speriamo che lo facciano altre città. Non è vero che l'azienda non c'è, non è vero che il sistema è sorpassato, non è vero assolutamente nulla, però ognuno ovviamente fa il suo gioco politico. Io sono convinto che questo è un sistema corretto, che funzionerà, che cambierà Padova, perché porterà 20 milioni di persone. 20 milioni di persone non è il calcolo, ingegneri trasportistici, per cui non è il mio calcolo. Provate a pensare alla Cella senza tram. C'è un universo proprio alla Cella, stiamo cercando di avere finanziamenti per mettere la quarta cassa perché è talmente pieno che non ci sta nessuno. Io sono convinto anche, come ho detto altre volte, che se uno ci impiega 10 minuti da un punto all'altro e ci impiega col tram 5 minuti, 6 minuti, non deve prendere multe, non deve cercare il parcheggio, alla fine è automatico che funziona, è normale. Adesso non voglio fare un paragone azzardati. Londra porta 1.350 milioni di passeggeri, 1.350. Ovviamente Londra non è Padova. Perché il vantaggio qual è? Io ho 2 nipoti, loro non hanno l'auto, è inconcepibile per loro avere l'auto. Perché io, quando mi serve l'auto, vengono fuori, mi hanno reso, ma non ha senso che io abbia l'auto. Perché il vantaggio del tram rispetto all'auto è che uno scende in strada ogni 3, 4 minuti, 5 minuti e trova il tram, non è passa tra mezz'ora, sono due cose diverse. E chiaramente parlo delle linee principali, però io sono convinto che questo funzionerà. Io vivo a Padova, lavoro a Padova, ho gli effetti a Padova, io sarò ancora a Padova, non vado da qualche altra parte, per cui mi prendo anche le mie responsabilità e sono convinto che sto operando in questo senso, spero. Però anche i risultati, vi ricordo, nelle ultime elezioni hanno dato ragione fino a prova Quindi contraria. si sente di dire ai commercianti di portare pazienza e che ne varrà la pena. Portate pazienza, vedrete come cambia la città, vedrete come cambia la città in maniera incredibile. Facciamo sforzi importanti del abbonamento natalizio, 10 euro, uno sforzo importante, costa, non è che sia, per cui stiamo cercando di un po' alla volta dobbiamo cambiare. Ci prendiamo un'altra breve pausa, torniamo tra pochissimo con la terza e ultima parte del Sindaco Risponde, parleremo di sicurezza e di bilanci dei comuni. Rimanete con noi.